Di cose serie, torniamo a parlare di ex Ilva dopo Valentina Petrini. Oggi un altro ospite di cui siamo contenti di ascoltare la voce. Diamo il bentornato a Cittadella alla Radio a Michele Riondino. Buongiorno Michele. Ciao a tutti, ciao Francesco, buongiorno. Allora, ieri un appello in un video lanciato dai social, rilanciato anche da tante testate, un appello alla segretaria del PD Elly Schlein per chiedere di intervenire affinché l'accordo di programma non venga firmato dai Dem, dagli iscritti al PD. Hai parlato di una condanna e soprattutto di un accordo che contiene promesse che non saranno mai mantenute. Ma più che altro siamo abituati a vederci scorrere il tempo sotto i piedi senza che nulla cambi, basta vedere con un occhio a quello che è successo nel 2012 e a quello che abbiamo oggi nel 2025, cioè non è cambiato molto, cioè voglio dire, tenere aperta quell'azienda non è servita né a migliorare l'ambiente o lo stato di salute dei tarantini, né tantomeno a migliorare il livello occupazionale di quell'azienda. Quindi diciamo che tutte le promesse che sono state fatte sono state tutte superate senza essere mantenute. Quindi diciamo che un accordo di programma che prevede la produzione a carbone e quindi un ritorno al passato, ma al passato più oscuro, e quindi alla produzione a carbone con 6 milioni di tonnellate, e quindi ritorno a livelli di inquinamento molto preoccupanti e fuori legge, non ci fa sperare bene. Quindi io non mi fido più, anche perché se domani quei tempi che prevede l'accordo di programma non dovessero essere rispettati, a chi mi rivolgo io? Al Presidente del Consiglio di turno, che poi mi deve dire vabbè, ma quello che mi ha preceduto ha fatto uno scempio delle regole democratiche? Ecco, io non sono disposto, sono lì a fare una preghiera, a chiedere a qualcuno, a qualche politico che possa assumersi le responsabilità, perché il politico deve assumersi delle responsabilità e portare avanti una tesi. A Taranto non c'è nessuno che difende la città, ma ci sono tanti che difendono, i sindacati difendono gli operai e il livello occupazionale, il governo difende il sistema aziendale industriale italiano, ma a Taranto c'è qualcuno che si occupa dei cittadini e quindi di lavoratori che non dipendono più dall'acciaieria? Questo. Michele, possiamo dirci che l'Ilva è forse l'unico elemento che è riuscito veramente si parla di Ilva come di elemento divisivo a Taranto, però nel resto d'Italia in fondo ha unito un po' tutti, perché al di là del colore tutti non hanno fatto altro che firmare decreti che hanno permesso alla fabbrica di continuare a produrre. Almeno in questo sono tutti dalla stessa parte. Sì, bene, può essere soddisfacente questa tesi, a parere mio no, però sì, possiamo dire che c'è un'unità di intenti che va da destra a sinistra e che trova in Taranto la piattaforma sulla quale unirsi contro qualcuno. Quel qualcuno siamo noi tarantini. Quindi io in tutti questi anni, dal 2012 ad oggi, con la questione Ilva, no? Io poi organizzo il 1° maggio, ci è sempre stato detto di mettere Taranto sotto dei riflettori sbagliati. Ma in 12 anni le generazioni che si sono succedute hanno cominciato a immaginare un futuro senza fabbrica, hanno cominciato a nascere dei sistemi imprenditoriali che sono fondati sulla città e sullo sviluppo della città attraverso volani economici diversi. Tornare alla carbone significa tornare indietro, significa lì mettere i riflettori sbagliati sulla nostra città, lì fare una pubblicità sbagliata della nostra città. Però oggettivamente, Michele, il carbone non l'abbiamo mai abbandonato, cioè in effetti, se proprio dobbiamo dirci tutto, dal 2012 a oggi non è cambiato nulla nel modo di produrre acciaio, che è lo stesso degli anni 60 poi fondamentalmente. Quindi non è forse un ritorno, magari è un ritorno a livelli elevatissimi, che oggettivamente è quello che, come dicevi prima, fa davvero paura, ma poi alla fine non abbiamo mai avuto nessun'altra alternativa che non fosse il carbone. Beh sì, però abbiamo ridotto la produzione a quasi 2 milioni di tonnellate, i livelli occupazionali sono completamente saltati, abbiamo un numero di cassi integrati sproporzionato, cioè, che veramente il reddito di cittadinanza ci fa un baffo a Taranto, perché veramente abbiamo oltre 4.000 persone che stanno a casa senza far nulla e noi contribuenti gli paghiamo lo stipendio, noi paghiamo l'elettricità e le utenze a una fabbrica che è in perdita colossale ogni giorno che passa. Diciamo che la produzione a carbone, 6 milioni di tonnellate,
soddisferanno il PIL per un certo verso, soddisferanno sicuramente la richiesta di acciaio per quanto riguarda il riarmo, e in cui il PT e la Schlein deve dire qualcosa, perché non puoi essere contro il riarmo da una parte e poi permetterlo in una città che rientra nei tuoi confini nazionali. Io dico solo che noi come attivismo abbiamo anche proposto, Michele Emiliano che ne dice che nessuno gli ha mai chiesto, nessuno gli ha mai detto ho chiesto di chiudere l'acciaieria o di pensare a un piano B. Non è vero, perché Michele Emiliano sa, perché gliel'ho detto io, che c'è un piano che noi abbiamo proposto anche in sede europea, che si chiama Piano Taranto, che prevede il riutilizzo della forza lavoro oggi in cassa integrazione per le bonifiche. Quando io questo piano l'ho anche presentato a Tabarelli, che è uno dei commissari dell'Ilva, mi ha detto che con le bonifiche non si fa profitto, con le bonifiche non si guadagna, non ci si arricchisce. Al che ho detto forse voi non vi arricchirete, ma sicuramente noi a Taranto sì. Va detto che in questo momento neanche con l'acciaio si fa profitto, perché se la fabbrica continua a essere in perdita, evidentemente neanche l'acciaio rende profitto a questo stabilimento. Ma l'azienda, l'Ilva, l'Italsider, come la vogliamo chiamare, è una fabbrica di voti, è una fabbrica di tessere, serve solo ed esclusivamente a quello. A pagarla siamo sempre solo noi, ma sempre solo noi, solo in termini di salute, anche i tarantini, anche in termini di salute, ma in termini economici siamo noi italiani che la paghiamo quella cazzo di fabbrica. Cioè, dobbiamo aprire gli occhi, perché quei parametri, quegli appuntamenti al 2039 con i forni elettrici, l'idrogeno, faremo l'acciaio fritto, cioè, ma di che parliamo? Scusate ragazzi, ma dove siamo? Siamo in Italia. Facciamo calmare Michele che c'ha il set stamattina, già le abbiamo rubato troppo tempo e non voglio farti agitare Michele, insomma, però il messaggio oggettivamente è chiaro. Vediamo, chissà se Elly Schlein decide di risponderci, naturalmente accoglieremo la sua o la risposta, insomma, di alcuni suoi iscritti. Intanto grazie a Michele Riondino per essere stato con noi. Ciao ragazzi, buona giornata e buon lavoro Michele.